Don Mario, un incontro oggi sui giovani e la droga qui alla nuova chiesa del Quadrivio. Un incontro che mi auguro possa essere non solo per i giovani e per i ragazzi, ma anche per le famiglie ed è per tutta la città, perché prevenire, diceva qualcuno, è meglio che curare. La disponibilità del comando provinciale, nella persona principalmente del colonnello, ma anche del tenente che verranno qui a dirci qualcosa su questo grave problema, ci aiuteranno a contestualizzare purtroppo una grave piaga che è presente anche nella nostra città e nel nostro quartiere. Molte volte quando si parla di questi problemi, droghe leggere e pesanti, ora quelle anche sintetiche, l'alcol, qualcuno pensa che appartenga questo problema agli altri. Mi duole dover dire che è un problema presente anche nel nostro quartiere, presente nella nostra città, presente anche nella nostra provincia. Le ultime inchieste che ci sono state, anche gli arresti che ci sono stati a Fiumi per tutta la provincia, dimostrano che purtroppo è un fenomeno molto pesante. Allora parlare per spingere i ragazzi a capire quali possono essere i problemi che vengono fuori da queste dipendenze, parlare perché eventualmente si deve denunciare chi delinque con queste droghe e spingere le famiglie a capire che fare silenzio è soltanto rimandare il problema e farlo diventare ancora più pesante. Come Chiesa, come parrocchia, qual è la vostra azione nel territorio? È quella di educare alla legalità e far crescere, come diceva Don Bosco, degli ottimi cittadini e dei buoni cristiani. La vostra azione nel territorio è importante, quotidianamente vediamo continui arresti, operazioni antidroga. Ecco, in questo senso qual è il polso della situazione? Ecco, noi abbiamo risposto con estremo piacere a quella che è stata la richiesta di Don Mario per due ragioni principali. La prima perché questa è la nostra città e la seconda è perché questi sono i nostri ragazzi. Oggi avvieremo un dialogo, come diceva Don Mario, una comunicazione, un momento di confronto in cui necessariamente tutti dobbiamo capire quali sono i rischi che non sono necessariamente nell'immediato, ma sono anche nel futuro di questi giovani, sono anche nella chiusura di possibilità di trovare un lavoro o di avere una vita felice e serena. Sono dei rischi importanti che spesso i ragazzi confondono nel momento dell'euforia, confondono in momenti di eccitazione, pensando che si possa trattare di uno scherzo e che si possa smettere quando si vuole. Non si può smettere quando si vuole. Dietro un'operazione che voi fate quotidianamente c'è dietro un lavoro di intelligence notevole che spesso magari chi è a casa non è a conoscenza. Noi ci occupiamo principalmente di individuare i capi, di individuare i traffici, ma è importante sapere che nelle nostre strade ci sono tantissime persone che sono dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e che non si pongono problemi a dare sostanze anche a minorenni, e per minorenni intendo dodicenni, tredicenni, bambini, quelli che noi coccoliamo tra le nostre braccia, sulle nostre gambe, e questi bambini sono totalmente inermi di fronte a questo problema gigantesco che sono le sostanze stupefacenti di qualunque genere esso siano. Quindi vuol dire che è un fenomeno che si va diffondendo anche nelle persone più giovani, nei ragazzi, e questo è veramente preoccupante. Sì, è un fenomeno che purtroppo si diffonde anche tra i più giovani e lo vediamo tutti i giorni, ma c'è tantissima attenzione da parte delle istituzioni e questo momento organizzato da Don Mario dimostra quanto la Chiesa, ma anche le famiglie, siano molto attente a questo problema e abbiano voglia di conoscere sempre di più per evitare e prevenire.